Rieccovi, vi stavo aspettando perché non vedevo l'ora di raccontarvi altro, perché c'è un sacco di cose da raccontare in Di tutto un podcast. È un podcast fatto dove? Siamo qua da Galleria Progetti alla Corte del Sole. Io quello che c'era da dire ve l'ho detto, alla prossima puntata. No dai, c'è la sigla e poi iniziamo. Ho voglia di raccontarvi due persone, capito? Io a volte mi faccio male. Tu dici, ma intervistane uno, perché già è difficile farne uno, o addirittura parlare con te stesso. Perché? Perché piano piano sto imparando, ragazzi. Sì. Con me oggi ho due artisti sardi. Anche io sono sardo, si vede? No? Questo è il primo straccio che ho trovato all'armadio. La maglietta è di Aresti, oltretutto. Cioè. Ed è l'ultima partita che ha fatto col Cagliari. Cagliari-Fiorentina, poteva parare il rigore ad Arthur, ma ha detto perché rovinare così una bella cosa, la faccio segnare. Iniziamo? Telecamera grande per... Tada! Che belli! Simo Bugiumanu e Lord J, qua di tutto un podcast. Il sogno della vostra vita si è realizzato. Esatto. Sì. Come vi sentite? Benissimo, non vedevo l'ora. Poi vabbè, ci ho messo un bel po' di anni. Però. Sì. E infatti stavamo parlando con Simo che noi non ci vediamo da un Poetto Fest. Esatto. Dove ci siamo comunque conosciuti. Sì, fisicamente sì. Fisicamente sì, persona bellissima. Grazie. Io Ma dici di aspetto fisico? Sì, tutto, perché una persona quando è bella dentro è bella anche fuori. Grazie. Tu dici, come fai a essere? Grazie per questa bugia. Abbiamo fatto una bella lastra e abbiamo visto che è bella dentro. Lord J, la prima volta che noi ci vediamo, bella, perché ci siamo sentiti un sacco di volte, ma non abbiamo mai avuto il modo per farci una chiacchierata. ci desuvata. Oggi ho un sacco di cose da chiederti. Forse ho scritto anche due cose. Mai. Sì, forse. Però vorrei un attimino che questa puntata, questa insomma chiacchierata andasse un po' a braccio. Innanzitutto, posso dirlo, vecchia e nuova generazione. Per quanto riguarda me, vecchia lo puoi dire. Per quanto riguarda te, per quanto riguarda te, io non direi vecchia generazione, amico mio, perché? Perché comunque non ci sei da 2 giorni qua. In molti ti stanno conoscendo, ti hanno conosciuto per dei prodotti potentissimi che hai portato, ma persone nenne come me sanno che ci hai regalato emozioni tanti anni fa. Sono stato un vero nenno nella musica. Sì, anche. ma lo sei ancora. Sempre. No. Che poi possiamo parlare finalmente della differenza tra Nenno e Gaggio. Simo di Serramanna. Ok. Il Nenno a Serramanna esiste? Il nenno a Saramanna assolutamente no. Però il Gaggio sì. Il Gaggio sì. Vedi? Perché a questo punto tu la sai la differenza tra Nenno Io e voglio Gaggio? aggiungere anche una cosa, vorrei parlare anche dei gabilli. Gabillo Nella è balordo, sottocultura. Gabillo. Allora, il Gabillo te lo faccio con un gesto. Sei pronto? Questo è un Gabillo. E le braccia? No, là ci vuole il risvoltino. Le braccia devono essere tipo Sempre, così. non passi nella porta. Come se avessero il deodorante fresco. Capito? Quindi il nenno non esiste da te. No, non si usa proprio. E cosa dire c'è, nenno. cosa c'è di simile al nenno a Serramanna? A parte su grezzo, il nenno non c'è proprio, non lo usiamo Vedi? Ecco proprio come termine. Su Balordissimo. grezzo de bida Su proprio. grezzo de bida sì, lo si usa a dire, però nenno Vedi, no. che differenza c'è tra Gaggio e Grezzo? Pensa poco è simile, Vero? cambia solo i 30 km da Cagliari a Saramanna. Da Cagliari il a modo di Saramanna. dire. Forse il grezzo sembra più real, tipo che sia proprio ancora più. Invece il gaggio può essere anche solo l'aspetto, l'inizio sì, e poi. Grezzo, sì, è vero, Gaggio perché il Gaggio pensa di essere figo. È messo passivo. Capito? Magari è grosso, ma perché è grasso. O è punto, capito? Quindi cioè, potremmo fare una puntata tutta così. Poi tu devi sapere che io a Serramanna mi sono fatto tutta la cucina a Serramanna, cioè non è che l'ho presa da un appartamento e l'ho portata a casa. Il marmista di Serramanna, Ok, che sai chi è. sì. Il falegname di Serramanna, Nicola. Ok, Liliu. Liliu, sì. Chi mi ha fatto le opere murarie
di Seramanna, che adesso sta facendo un altro lavoro, Diego. Ok, Capito? ok. Io non so perché, però se tu vieni a casa mia c'è il cartello Seramanna. Anche lui è tutto fare del resto. Davvero? C'ha Faccio un po' di tutto. un va. giardino opera d'arte. Racconta, cosa vuol dire? No, nel senso che comunque, avendo un giardino piccolo a casa, ho deciso un po' di anni fa di farmi un giardino al fiume, quindi recuperare un posto che era abbandonatissimo, che si frequentava da piccoli, e con un po' di amici abbiamo realizzato un giardino zen, dove ora è diventato anche un posto dove si va con le associazioni, si va a fare yoga, vengono i bambini. Che figo. Sì, sì. Ma Vedi? cioè, c'ha archeologia in miniatura praticamente, no? Mi piace pure la land art, ovviamente lo saprai. Sì, sì, sì. E ora sto realizzando anche le piccole opere in miniatura, quelle che faccio C'è un monumento. nella Cioè, realtà andava giganti, le fatto, faccio in guarda. miniatura. Non ha le tombe dei giganti, ma le tombe per i mini, hai capito? Quelli piccolini. Che poi io vi devo dire, da dove sei passato tu per arrivare qua alla Corte del Sole Assistu? Allora, io sono da Saramanna a 131. Quindi sei sceso Sì. verso Cagliari. Sì, sì. Quindi Minimax non l'hai visto? No. Ok. Sai cos'è Minimax, il negozio gigantesco? Sì. Ok. Ed è esattamente come io potrei chiamare Bujumannu. Commenti. Buju cosa vuol dire? Allora, Buju. Ho capito. Allora, Buju, adesso te lo spoilerò qua. Vai. Io sono stato convinto per oltre 20 anni che, Non è così. che Buju significasse piccolo. Ok? Perché mi devi fare questo trauma? Anche per me è stato un trauma e l'ho saputo neanche un anno fa. Però la battuta che stavi per fare ci sta. Ho Vai, capito. vai. Invece Buju vuol dire, è letteralmente il nome dell'albero del frutto del pane. L'albero del frutto del pane. Sì. E perché i giamaicani sono in fissa con sta roba? Non è manco giamaicano, è di uno stato africano che non mi ricordo ora ben Sì, ma hai bene. sbagliato tutto. Esatto. Ho venduto un nome fighissimo che poi, se ci penso bene, è bello anche il fatto che Buju vuol dire il frutto del pane. vuol Perché dire- io sono partito dal fatto che mi sono documentato Buju volesse dire Sì, piccolo sì. e Manu grande, quindi Sì. potevamo chiamarlo Minimax, se ci pensi. E invece Luca, no. Quindi alla fine ufficialmente come ti dovresti chiamare? No, va benissimo. In italiano sarebbe il com'è? Traducendo in Vai. italiano sarebbe il frutto del pane, cioè quello da 9. Il frutto del pane è grande. Grande. Esatto. Quindi un un grande cifraggio. albero dove nasce proprio la vita, diciamo. Che comunque l'albero del frutto del pane è inteso come frutto della Certo, vita, no? chiaro, certo. E invece Lord, Signor J. Signor J, però il nome si può dire il nome? Il nome si può dire. Si può dire Cioè, che- ha guardato la manager. Oh, tra l'altro, quanto è figa questa cosa di dire c'è la manager lì, come È fanno quelli fighissimo, famosi. È una bomba, cioè, anche perché la paura fosse stato solo un manager. Dice, oh, sì, e basta. Invece- Non è solo un manager, perché non si può dire chi è il manager, o sì? Sì, Aletta sa sposarmi. Ah, ok, quindi è oltretutto un pezzo di cuore tuo, se non il tuo cuore. Certo. State insieme da un bel paio d'anni, Sì, sì. che sono 10, un bel paio da Lavoriamo salve. a strettissimissimo contatto. Ecco, di questa tua nuova avventura, quanto è prezioso avere una persona così del genere? Molto perché in realtà mi è capitato un mezzo di interfacciarmi con qualcun altro e si vede quando la persona ci tiene quanto te, quasi quanto te, o forse anche di più. E comunque è importante perché... Molto importante, io credo che ci tenga molto più di te e ti spiego anche il perché. Potrei fare anche rime perché vedi come c'è un flow esagerato. Siga. Perché sta attenta a cose che tu non penserai mai. Sì, E l'immagine, quello che si dice a volte, magari anche quando sei sgabbiato con le parole, è pericolosissima. E adesso stai facendo veramente tanto bene. Il genere che stai presentando tu adesso, che hai presentato, di cui stai andando forte, il primo in Sardegna, lo possiamo definire etno drill. Come lo definiamo No, drill. esattamente? Allora, solo drill no, perché comunque è spazio in tutti i generi Quindi- hip hop o Esatto. rap. Però è etnico. Sì, è... Sei d'accordo, Simo? Folk, tradition. Avendo fatto la scelta di utilizzare dei suoni tipicamente sardi con strumenti tipicamente sardi, secondo me ci può stare anche Etno drill. È anche carino come... Etno e rap. poi ci puoi mettere tutto quello che vuoi.
Sì, e io per dire etno dico nuragico, giusto a posto. Drill nuragico. Vabbè, non abbiamo detto il nome, lo possiamo dire la J per cosa Sì, sta. Jose è il mio vero nome. Che spettacolo è. Cioè, ha un nome bellissimo e ci mette Lord J. Cioè, si chiama Jose. José della Vega dos Santos arriba ahí abajo. Così. José Susanori. Esatto, no, stupendo. Tu ovviamente hai ascoltato tutto quello che ha fatto lui e tutto quello che ha fatto prima. Prima non lo conoscevo, sono sincero. Io sì, no. Ed è qualcosa di spettacolare. Cosa pensi quando ascolti Lord J che prima cantava lo show dello show? Cioè, rido a manetta proprio. Dico, ma che cosa c'avevo in testa proprio? Però Però sono contento, Sì, certo, non te ne vergogni. Perché comunque magari in quel periodo là tu avevi dell'arte in testa e in bocca, ovviamente, e volevi far sì che la gente sapesse tutto quello che potevi creare. E ti dico, in quelle risate, perché è una canzone dove ci si fa delle risate, c'era del talento. Cioè tu quando lo riascolti ti fai delle risate e dico non è possibile che abbia detto quelle cose. Però è come l'hai detto, come li trasformati in musica che era una figata. Grazie. Di quel periodo là, di cosa vai orgoglioso esattamente? Del fatto che ero un pischiello che mi giravo praticamente tutto il video tranne le scene dove rappavo io. Lo montavo io, registravo io, cioè facevo abbastanza tutto da solo e minchia, dico, cioè non è da tutti comunque. No? Davvero? E comunque fare un brano così che poi è andato abbastanza, nel senso fa piacere perché era una cosa che in quel momento pensavo e fa piacere. Il mio obiettivo, diciamo, della musica era dire qualcosa che venisse ascoltato. E anche se quella canzone, ok, è gaggia, possiamo dire, fa ridere. Sì, fa ridere. Appunto diceva delle cose che secondo me andavano dette là. Grazie a quella canzone hai acquisito comunque una popolarità importante, o quelle canzoni, perché comunque eravate una cerchia di persone e sono stati fatti anche dei live mentre cantavi queste canzoni o... Sì, meno però, ma il periodo non era, tra virgolette, come adesso che si girava così tanto, perlomeno adesso... Era meno facile? Sì, secondo me c'erano meno live, per quanto mi riguarda, soprattutto nel rap di quel livello, per modo di dire, cioè amatoriale, intendo, no? Non era facile come adesso, non c'erano tutti quegli eventi, tutti quei locali che ti permettevano di esibirti. Non in un tipo di live che intendiamo oggi, perlomeno, secondo me. Perlomeno perché per fortuna adesso sto iniziando a tastare delle realtà più belle, ho avuto tante belle esperienze, quindi è proprio un'altra roba. Una tra tante è la cosa figa che vi siete trovati. Cioè, perché? Da dove è nato? La sardità. Cosa è successo? Vi siete sentiti sui social? A me è arrivata come appena uscita la sua prima nuova versione. Sì. Mi è arrivata e quindi mi ha subito incuriosito sta cosa della drill con campioni di musica e strumenti sardi e tutta cantante in sardo. Per me era una roba molto fresh e quindi li scrissi in privato per fargli complimenti, per dire continua così, una roba del genere. Che buono. Poi a poco ci siamo pure conosciuti di persona e da lì lui stesso, comunque assieme, ci siamo detti perché non facciamo anche qualcosa. Lui a me, se a te interessa fare una roba fresh, perché comunque sapendo che sono della scena reggae magari si è messo un po' di problemi a chiedermi una roba del genere, però a me, chi mi conosce sa che comunque mi piace tutta la musica, mi piace pure mettermi in gioco e da lì abbiamo lavorato a sta canzone. Lo vedi, Nenno, la cosa bella di Simo è della sua generazione, della persona che comunque ha avuto modo di vederne tante. Sì. È che se senti una roba fai complimenti. Sì, lo so, non è da tutti. Infatti io non li lascio mai per scontati, anche tu che mi hai detto prima che sono bello. No. Guarda, se dobbiamo fare i sentimentali, ti dico subito che lui è stato uno tra i pochi a supportarmi veramente e in un modo genuino. Io sono andato al suo live, a un suo primo live, non so se ti ricordi ancora. Sì. Sono andato a vederlo da fan proprio, no? Io ho detto stasera passo e voleva già farmi fare un pezzo la sera stessa. Comunque sembra una scemenza, però è un fattore di rispetto, certo. no? di apprezzamento e quindi è l'unico che davvero mi ha supportato sinceramente, ci siamo divertiti, siamo diventati amici, abbiamo iniziato a fare tante cose assieme, quindi... Il fatto che tu hai apprezzato quello che sta facendo lui, hai pensato, perché cazzo non ci ho pensato io? No, vabbè, ognuno ha il suo percorso. Io Ok.
Ho già pensato a tante cose, come ti ho detto prima, mi metto sempre in gioco, quindi comunque se mi arriva una roba da un altro genere completamente, ma se percepisco che ci sia valore, sincerità e anche qualità, perché dovrei dirti no? Solo perché magari non ti conosce nessuno, perché magari non ti conoscevo prima, conosciamoci e lavoriamo assieme. Però l'hai fatta più o meno una roba tipo la mia. Cioè, No, ne strumenti faccio sardi. perché me ne propongono e poi nel mio album, nell'ultimo album che ho fatto mio personale da solista ho voluto sperimentare pure io, quindi comunque nelle mie cose da solista tocco un po' tutti i generi perché, ripeto, ascolto di tutto e mi piace provare di tutto. Cioè, tu canti in sardo da una vita, nel senso... Quindi c'è già quello, ma poi è sardista e indipendentista da una vita. Sì. Quindi, insomma... Guarda che è pericoloso dirlo adesso. Sì, ma tu hai iniziato nel 90. All'incirca nel 90, nel 94 la mia prima esibizione. Nel 90 ho iniziato a scrivere in rima, avevo la mia crew posse. Sì, nel periodo esistevano certo. le posse e quindi ci sono state le prime esibizioni e le prime canzoncine scritte. Ecco, e succede che poi piano piano prendi, ti scleri, dopo tutto quello che hai provato a fare qua, e te ne vai a Monza. Sì, in Brianza. E non ci sei stato poco là. Ci sono stato 6 anni e sono partito col mio primo progetto serio che erano gli Scamisca ed era la prima band che diciamo ebbe un po' di successo perché forse eravamo tra i primi o i primi proprio in assoluto che suonavano in levare e ci mettevano pure la lingua sarda nelle canzoni. Ah, vedi. Quindi era molto curioso sia per le persone sia per i giovani, che al periodo eravamo tantissimi giovani in Sardegna, 30 anni fa c'era molto più fermento, ma anche per le persone un po' più datate perché comunque lo ska poteva essere simile il modo di viverlo, soprattutto dal vivo, al twist. Ah, ok. No, perché si balla tutto così. Che Quindi figo. anche le persone grandi, anche i miei genitori o parenti venivano e si divertivano pure loro. Che bomba, certo. E quindi ok, abbiamo ok. iniziato a fare i tour anche in Italia. Ah. E da lì abbiamo detto, ma perché non proviamo questa avventura? Andiamo a Milano, che secondo noi era la piazza principale per la musica. Sì. Ci trasferiamo a 1 a 1 e da lì sono stato il primo a partire dalla band. E a 1 a 1, man mano che ci realizzavamo, trovavamo lavoro a casa. Che poi tu sei salito anche con la tua compagna, o no? Sì, con la mia compagna, certo. È stata un'avventura incredibile. E anche la tua compagna è di Saramanna. Anche la mia compagna di Saramanna. State sì, ancora sì. insieme? Stiamo ancora insieme. Dai, Sì, sì. che bomba! Infatti lo triplico a lui di anni. Vabbè, quindi quanti anni? 30 anni. 30 anni insieme, che Sì, bello. sì, sì. Bellissimo. 30 anni quest'anno, sì. Succede che comunque tu sei arrivato là, io ti dico un nome, che è il Pitbull. Ah, wow. Come fai a conoscere il Pitbull? Non ti preoccuparti, però. E il Pitbull cos'era? Il Pitbull è un locale storico di Milano, un locale si può definire anche VIP, Sì? perché è a fianco all'Hollywood, la discoteca, e quindi è il locale dove vanno i VIP, calciatori, modelli, attori a farsi gli aperitivi o le colazioni. E quindi sono capitato lì un po' per caso, perché Però tu non sapevi lavorare. Figurati. Io ero ospitato da un grandissimo amico che mi ha veramente dato una mano a sistemarmi lì a Monza e lui aveva un locale in gestione a Ok, Monza. sì, sì, sì. E il suo amico era il titolare del Pitbull. Quindi Devi sapere che lui è andato a lavorare là. non avevo si mai poteva lavorato. fare un cazzo. Non sapeva fare niente. È andato a lavorare in un bar. Però mi hanno cos'è, sgammato un in 5 locale? secondi. Perché? Ai primi Com'è che ordini. ti sei fatto sgammare? Ma scusa? perché io ero, cioè, all'alberghiera studiavo i cappuccini, caffè lungo, corto, macchiato. Beh, lì ci sono 740 E lì ci sono tipi. 740 tipi di caffè, ma con combinazioni impossibili. Tipo sono arrivati a chiederti un marocchino. Il moccacino non l'avevo mai sentito, l'Irish Coffee, ok, l'avevo sentito, ma non l'avevo mai Certo. fatto in Sardegna che si beve l'Irish Coffee. No, Quindi il beh. primo ordine, che era una combo del genere, un 4-5 cose mai sentite. Mi sono girato Ma nella questo- macchinetta, non sapevo dove sbattermi. Tipo mi ha detto, ma tu non hai mai lavorato? E tu, no. Assolutamente no, ho studiato all'alberghiera. Poi però da lì mi ha preso in simpatia, comunque ha visto che avevo voglia. Certo. Sicuramente si percepiva la fame dagli occhi, Esatto, il bisogno. Ti mettevi a mangiare il caffè. Esatto. O erano loro sbagliati comunque. Esatto, io, bravo. No, esatto. comunque alla fine mi insegnò il lavoro, dopo mi tenne a 3-4 mesi circa, Ok. 5-6 mesi forse. Poi da lì mi disse, Simo, hai imparato il lavoro, ora puoi andare a chiedere ovunque, ti prenderà chiunque, perché hai lavorato al Pitbull. ok, hai fatto praticamente la gavetta. La lì. gavetta lì e poi infatti da lì trovavi lavoro ovunque. Perché, perché dicevi che Perché lavoravi al dicevo- Pitbull. e infatti lavoravo anche a un certo punto anche ai ritmi di Milano, che non sono che i bravo. nostri. Cazzo, vedi? Cioè, è una cosa potentissima. sì. Ma quando è che sei tornato? Ma l'ho intervistato io, comprendi? Vabbè, non la sapevo Allora, lui tutta sta praticamente roba. è tornato perché con una band che era un'altra band, non quella, Sì. che era Il The Island, Radio Island. Radio Island,
Praticamente è tornato perché avevi un live qua. Sì, abbiamo fatto un mini tour nel 2004. Nel 2004 abbiamo fatto un mini tour in Sardegna e una data fu a Sassari. E lui aveva paura di cantare in cagliaritano. Un pochino sì, perché sapevo di quest'astio che c'era. Ma vabbè, beh, si percepiva la pesantezza davvero. Non che percepivi la pesantezza, ma in quel periodo, non solo in quel periodo, ovviamente il Campidanese sì, è sempre visto come cagliaritano. quindi certo, è- da Nuoro in giù è Cagliari. No, sì. vabbè, perché io ora, e credo anche tu, ovviamente, non abbiamo questi problemi. No, io ormai non me ne faccio No, più non ci sono problemi, più. mi sento sardo ovunque. Ok. Non ci sono più. Anche perché calcisticamente sono neutro. Tifi la Tarros che è Auristano, che sei là tranquillo. No, comunque sì, alla fine è stato un po'... Mi conobbero lì, mi dissero tanto tu sei sardo, prima o poi dovrai rientrare in Sardegna, sappi che c'è un progetto nuovo che fa musica reggae al quale farebbe piacere averti all'interno. Esatto. La cosa carina, la sua cosa carina, che vabbè, tu prima di fare tutto questo hai lavorato nel periodo in cui i call center erano fighi. Sì, e lì per forza usavi il telefono, non c'erano i cellulari, quindi col call center potevi fare tutto, gli abbonamenti, che prima si usava farti gli abbonamenti alle riviste, quindi ho lavorato per la Condé Nast, per Mediolanum, mi tenevo anche tipo 3-4 servizi e non vendevo niente, mi chiamavano proprio perché la gente doveva per forza comunicare col call center. Non gli chiudevano il telefono in Mai, faccia. anzi, mi chiamavano e volevano parlare con me perché lì eri proprio, se avevi una persona di fiducia chiamavi, voglio parlare con... Era bellissimo, cioè, mai nessuno mi È una chiamava figata. Cioè, tu, chi è pronto? No, salve, siamo bam. Invece prima, cioè, tu immagina adesso, chiami alla Vodafone, dove vuoi, e dici, mi fa parlare con quell'operatore. Ma quando mai? Impossibile, Cioè, è impossibile. impossibile, capito? E quindi hai fatto anche quello. Ho lavorato pure per, visto che qui siamo tutti appassionati di calcio, Sì. anche per Campionissimo di Biscardi. Mi chiamavano per votare il calciatore che Dai. poi avrebbe vinto il premio, no? E ovviamente in quegli anni giocava Zola nel Cagliari Certo, e tutte ovviamente. le chiamate, lo dico, lo Chiaro. ammetto, erano tutte dirottate per Zola. È chiaro. Infatti un giorno mi chiamò il direttore e mi disse Simone, vieni un attimo in ufficio. Vado in ufficio e mi fa scusa, guarda, è impossibile che Zola sia al quarto posto. Ho detto, come no? Guarda che lo stanno votando tutti, il Cagliari sta andando benissimo. No, guarda, non prendiamoci in giro. Però il Cagliari stava andando anche bene. Stava andando bene. Era il periodo di Zola, Langella, Suazo, Sì, Esposito, sì. Capone e altri. Infatti quando mi chiamavano, voto magari quei giocatori del Milan, non il numero perché non ce la faccio Sì, neanche sì. nominarli. Ho detto, va bene, grazie per il voto a Zola, pacco. Sto iniziando a pensare che Quindi lo sei ufficializzavo pure. Homer, l'hai fatto tutto. No, ovviamente ne ho citato solo due, ma ne hai fatto tantissimi altri di Sì, lavori. sì. E beh, lì diciamo che in quel periodo avevi anche la possibilità di scegliere cambiare anche ogni mese se non ti faceva un lavoro in agenzia interinale, ti chiamavano appena ti iscrivevi lì. Quindi Vedi, questa è una gran cosa. sì, infatti mi ha dato la possibilità di scegliere anche i lavori che mi potevano dare la possibilità di continuare a inseguire il sogno. Il call center mi dava la possibilità di continuare a inseguire il sogno. Il tuo sogno. Sì. E il sogno invece che hai tu è quello che stai vivendo. Diciamo. Un po' di più di quello che stai Sì. vivendo. La cosa per cui io ti devo dire grande, bravo, è una cosa che probabilmente hanno notato in pochi, e lo so perché sono abbastanza ammalato di dettagli, che tu potevi andare sul sicuro. Canto in sardo, mi vesto come un bellissimo sardo, quindi con vestimenta, però ancora ad oggi nei tuoi video non c'è il mare. Nell'ultimo, finalmente. Nell'ultimo c'è, però Nell'ultimo. avresti potuto iniziare tranquillamente così. Sì, Ci certo. butto lì una spiaggia, una figata, un luogo comune, Cagliari, sole e mare, esatto. capito? E vinco tutto, E invece no, invece sei andato lì con i nuraghi, con tutto ciò che riguarda quello che stai cantando, è qualcosa di meraviglioso, quindi bravo, perché personalmente io non dico che odio, però non nutro tantissima stima nei confronti di chi fa qualcosa così, con un luogo comune facile, con dei consensi al volo. Tu invece sei andato lì a parlare di tutto ciò che la gente non parla. È controcorrente. Bravissimo. Abbastanza controcorrente. L'entroterra. Cioè, sei stato un grande. Per quello ti sta andando bene, perché stai facendo Grazie. qualcosa di diverso. E quindi ti volevo chiedere come è nato tutto questo, ma più o meno è la domanda che ti fa chiunque. Io so che hai ascoltato una base con le Launeddas e ti sei infogato. Giusto? Sto dicendo qualcosa di sbagliato? Sì, diciamo di sì, Ok. certo. E quando è che hai avuto la voglia di dire figa questa base, mo ci scrivo qualcosa sopra? Però potevi scrivere in italiano. Beh, sarebbe stato abbastanza
commerciabile, farla certo. mezzo e mezzo, Bravo, diciamo, esatto. è così, che cavolo ne so, almeno il ritornello lo cantano veramente tutti, no? Certo, le penso queste cose, ovviamente si può fare, però sono turrato, come si suol dire, quindi cioè, come mi vedono nelle canzoni, io sono davvero così nella vita reale, sono proprio fissato con queste cose, veramente. Mi piace parlarne, anche perché in realtà è una comunità, come ne posso parlare con lui, con altri non sanno parlo arabo, quando inizio a parlare di nuraghi, siti archeologici, storia della Sardegna antica. Diciamo che da come hai detto tu, che ero più nenno prima, è stato un divenire crescendo che ho detto ok, ce lo metto di più. Prima c'era qualche citazione, Sì, ogni qualche tanto. slang che comunque è Oppure simpatico. anche il fatto di fare lo show dello show, che ci sono comunque riferimenti a Cagliari, oppure cose da sardo. Sì. Cioè se uno vuole, tipo adesso, certi rapper sardi, soprattutto di Pischellini, non lo diresti che sono sardi, No, perché bravo, proprio sono sembrano milanesi, no? sì, Dalla vero, canzone. Niente da ridire, Però della serie Evo io volevo Vabbè, anche lo show dello rappresentare. shosho, se devi spiegare cos'è lo shosho, è difficile da mettere giù in lettere. Se vuoi Sì, sì. ti tolgo dal problema, Vai. perché... No, pensavo che lo stavi per dire tu. No, lo dico io. Lo show, lo spettacolo, lo shosho. Dillo Insomma, Il fiorellino. l'organo genitale femminile mostrato con molta facilità in via Garibaldi, in via Manno e tutti, giusto? Ci sta. Quindi sì, lo show, sì. tu vai là, se sei single, ragazzino, ti vedi probabilmente dei siti con 3x gratis. Ecco, non che gli altri siano a pagamento, però è quello. Poi ne hai fatto tantissime altre, per carità. Quando è che ti sei esaltato nel vederti vestito così? Ah, proprio per la vestimenta in particolare. Praticamente una volta che ho voluto sperimentare questo genere con gli strumenti sardi, quindi la prima con le launeddas, ho detto o mi ci butto a 360, quindi si vede no, che a 360 tra i video, Sì? Simone Muscas. Matteo Muscas, Superfly. Simone Muscas è mio cugino. nostro fratello. Che è forte, cioè troppo forte. Io l'ho Matteo. soprannominato da poco il principe delle launeddas. No, è fortissimo, ragazzi. Cioè, Beh, le uno launeddas dei capi. nella base erano le sue o no? No, in Samutatori no, stiamo ok. iniziando da poco a fare completamente tutto assieme. Che poi alla non suona grande. solo quelle, ma... Suona tutto, tutti gli strumenti sardi. E Ed quando è che... maestro Sì, è un proprio. maestro, lo so. Ma poi Matt è stato da me da poco anche in radio, quindi abbiamo parlato, sì, è un figo. Quando è che ti sei messo sabistimento e hai detto posso andare ovunque così? Quando è uscita Samutatori, che in realtà ero più vestito tra virgolette da pastore, poi tutto l'abito in velluto era arrivato un po' dopo per il cash. Sì, costa un botto di soldi. Sì. Vero? Sì, sì, Possiamo sì, dirlo quanto costa? La gente che non immagina minimamente quanto possa costare un abito così. Guarda, facciamo che ti dico solo il gabbano, che è il cappotto Sì. sardo che ho addosso. Solo quello, dai, per fare gli eleganti costa più di 500 euro. Porca miseria. Lo È in vedi? orbace velluto. È una orbace, per chi non lo sapesse, è una lana trattata soprattutto in Sardegna, forse solo in Sardegna. Non voglio dire scemenze, però mi Soprattutto in pare. Sardegna, Soprattutto perché in abbiamo Sardegna. un numero di pecore non indifferenti. Quindi ci sta. Costa tutto perché so tutto nel dettaglio, dai gioielli, sardi, di Marocco, ciao Marocco. Che ovviamente agli occhiali, anche se vogliamo salutare È il nostro Corrado amico. di Ottica Forais, ci sta. C'è un grande investimento in tutto quello che fai. Sì. Io non so se c'è un investimento anche nei video di 100. Sì, certo, se li merita. Esatto, però magari, che ne so, siete in collaborazione, non lo so. Ok, quindi prima di dire che li paghi, vedo un po' di tenermi, ok. Però anche un videomaker così, quanto può essere importante? Moltissimo, perché io sono pignolissimo e lui è forte ed è efficiente. E poi appunto c'è un lavoro di squadra non indifferente, perché già da Samutadori in poi mi sono accorto che non era il caso proprio di fare da solo. Ovviamente c'è Aletta che mi aiuta parecchio, con 100 anche facciamo un lavoro a tre di direzione artistica, ci scriviamo la storia, no? Pensiamo a chi chiamare, a dove andare. Io ho sempre questi desideri folli, andiamo Che nell'Uraga bella, Casino. cioè, no? è lei contenta che ti segue.
A Marolla ti destica, tu sai cosa Minchia, ho combini. queste foto con 100 dove saliamo tipo delle Domus Gianas del video su Sennori a si chiamano Prunito a Sorradile, è risalito con tutta l'attrezzatura, c'ha questo zaino, sembra di quelli per andare a fare Missioni. per dormire 3 giorni Ah, fuori. ok, chiaro, C'ho la certo. foto dove c'è lui con Riccardo. Un militare. Molto. Simo, se tu devi spiegare il significato di Samutadora. Samutadora, vabbè, ha proprio un significato. Sì, per noi... Allora, io so che Samutadora è il demone del sonno. Ok. Sì, è una leggenda, diciamo che è È una leggenda, anche se leggenda, a me è capitato di conoscere persone che hanno provato proprio Anche io. Ah, vedi. Anche Anche tu. tu l'hai fatto? No, io non l'ho provato, ma conosco persone che l'hanno provato. No, a me sia io che Aletta, ad esempio, l'abbiamo successo. Ma non è che poi ti è venuta la voglia di cantare Samutadori per quello? C'è che mi è impossessato, poi ridere. Ah, è successo dopo? No, molto prima. Ah, ok. Anni prima. La sensazione di Samutadori, esattamente, qual è? Tu che l'hai provato. Scherzi a parte, Sì, sì, o non- magari è condizionamento ovviamente, però io erano dei giorni dove ero molto stressato e avevo visto questa specie di mostro nel sonno che mi immobilizzava e urlavo. Sai quella sensazione quando urli non ti senti Non puoi urlare. e non riesci a muoverti, e mi sono svegliato ovviamente tutto sudato, in ansia e così là. Magari sicuramente era un sogno, però ti spaventa tanto. Io ovviamente conosco persone che hanno ogni tanto qualcuno che viene a trovarli nel sonno, si parla di un signore vecchio che si mette sopra di te, ok? E non ti fa muovere, però tu sei cosciente e sai che non ti puoi muovere. È un sogno lucido, credo. Bravo, sì. Ok. Sì, lo descrivono tutti così. Un anche i miei sogno amici. lucido. Io però ho visto proprio un mostro nero, tipo, Un'ombra. che mi teneva, ella. Che storia. E questo non è stata l'ispirazione per scrivere poi questa canzone. No, ovviamente, cioè, a me ha gasato il fatto che fosse una cosa oscura e aggressiva, sai, no? Un punchline, come Sì, si suol sì, dire, giochi chiaro. di parole del rap per fare aggressivo, quindi paragone con questo termine sardo, mi piaceva come suonava. E ho iniziato a fare delle punchline nel pezzo, così, e mi sono identificato in questa figura. Che bomba. Perché mi piace questa roba della Sardegna che è un po' misteriosa e oscura, capito? È vero, Simo, ce lo garantisci? E tu che sei invece un dettagliatore, Vai. sai per caso se nel mondo ci sono altri esempi di... Cioè, che non lo chiameranno sicuramente Samutadori, ma è una leggenda, Io credo una di mitologia sì. che esiste anche in altre Forse parti. noi in Sardegna le abbiamo dato un nome. Ah, ok. Però magari se tu vai a Milano ti dicono ma fai figa, è lo stress del sonno, Figa, lo ogni stress del tanto sonno. capita. Dormi un po' di più, Demone fai le del ferie in sonno. Vieni Sardegna, due ma ci vivo in goccine. Sardegna. Le due goccine e dormi. Tac. Invece a noi piace poi dare il nome alle sì. leggende, Sì, insomma. sì. Vedi, c'è un nome, cioè Bujumannu. Era una leggenda, È ma- una leggenda. Simo, io ti vorrei far recitare una cosa, neanche cantare, poi anche a te. E questo me lo so scritto. E ho deciso di fare questa intervista tutta a braccio, immagino che si noti. Però queste due cose me le so scritte. Allora, vabbè, è facile, ti avevo messo anche in una storia. Praticamente fa così. Aspetta, perché ovviamente ce l'ho scritto, ma ho scritto un sacco di cose. Vediamo se lo trovo bene. Sì. D'esempri nanta caseusu, pocos, È Malunidos. dall'inizio. Com'è che fa questa frase? Però allora. non canta, a te ti viene voglia di cantarla. Sì, D'esempri se mi nanta viene voglia di caseusu, se lo vedessi scritto mi farebbe più spontaneo. Sì? Allora, da sempre, nanta che sos pocos e malunidos. Che in questa terra non c'è nuda a parte fame, ma poi si verenti sabrenti questo sporcos. E du disigent de vivi noi. E du greu, se lo stetto si sprimus, a si zacca un'imbriaghera, cant'è fotti su livello di algher. Che cioè, e invece se la dovessi canticchiare come è fatta Rico, cioè, d'esempri nanta... Da sempre in Antaga sos pocos malunidos, che in questa terra non c'è nuda a parte fammi, ma voi si prendenti sabrenti ustus porcos, e tu dicenta de vivi no du greu è cosa vera, e noi povrimus si so fatto un'imbriaghera, come ti zocca da su vile vele algher. E toccala su il filo vero. Su vile vele algher, sì, Toccala, dai, sì, vero? tocca la me. Ma come mai lo sai? Sono appassionatissimo. Sei appassionato di Alghero di tutta di la sera. algher, adesso vile ferro. Tu sei pronto invece? Mia paura, Allora, vai. allora, sono cose che in quella canzone c'è una realtà spettacolare.
è Atlantide. Sì, Atlantide. È qualcosa di meraviglioso, infatti spesso la uso quando faccio Instagram Stories d'estate. C'è Simo è lì sotto che si sente. Dai, poi parte quello, li inquadro nella spiaggia. Qua, sì, ci sta. Ma che cazzo montagna, non mi rompete i coglioni. per dirti, no? Vabbè, per te non ho neanche bisogno di leggerlo, perché esattamente fa così. 1, 2, 3. Ando al ritmo tipo Samurra. Poi ta canto da canto dessa potenza pare una azzurra ma anche di stocco. Oia frati da busy gusta resoia mi da donare su coppa e mio posto spuntino poi ta sigoia. Quando arrivo un'anta la Susenori e gli mancai pure cantatori. Poi ta voto sa tradizione. Tu sei pezza posto schidoni. Io non lo so che cosa avete in te, ma quando scrivete queste cose vi rendete conto che state scrivendo pezzi di storia? Io non lo so, cioè ve ne rendete conto? Quanto dovete andare veramente orgogliosi di quello che state regalando al posto in cui siete nati? Io ti dico la verità, ormai l'ho presa come una missione e avendo provato l'ebbrezza di lasciare questa terra, certo. so quanta emozione prova un udisterrau, o un sardo, in italiano, un sardo che vive fuori. Sì. Solo nel sentire magari la parola sardo o un suono sardo, perché io mi ricordo che quando uscivo, andavo alle feste o anche semplicemente un locale o si faceva una saga, quando vedevo un costume o sentivo una Leoneddas o a Trunfa, Usonette, una roba del genere, mi veniva sempre la pelle d'oca. E quindi so per certo, perché poi a me mi riempiono di commenti quando faccio, di commenti e messaggi in privato soprattutto, quando faccio robe così proprio sardissime, per ringraziarmi che li ho fatti sentire a casa, mi ha fatto piangere, mi ha fatto emozionare, mi ha cambiato la vita, e sono tutte cose che alla fine ho sempre dato un grosso peso, nel senso che comunque per me, per la mia vita, per come sono io, ha molto più importanza riuscire ad arrivare alle persone così, soprattutto a quelli che sono fuori, perché so quanto si soffre, che magari sognare una vita piena di soldi. Si soffre a star fuori, sì. Si soffre tantissimo. Poi il sardo, secondo me il sardo è talmente abituato alla bellezza vivendo qua in Sardegna che perdi questa cosa, no? Non ti rendi più conto della fortuna che hai avuto a scegliere di nascere qui o a scegliere di viverci. E quando parti e lasci la Sardegna, allora inizi ad apprezzare ogni singola stella, ogni singolo fiore, i profumi, i tuoi vicini, il fatto di essere isolato, i silenzi, gli orizzonti infiniti. Sono tutte cose che ti mancano da morire quando sei fuori, ma lo sai, te ne accorgi solo se la lasci sta terra. Quindi a questo punto ti devo chiedere, è giusto che si lasci questa terra per poi tornarci, o auguri alla gente di non andarsene mai? Come fai a dare valore a questa terra se non te ne sei mai andato? Io auguro a tutti di avere la possibilità di viaggiare tantissimo. Se c'è la necessità, la possibilità anche di partire fuori a farsi un'esperienza, perché no? Perché comunque viaggiare ti apre il cuore, ti fa crescere a livello umano, ti toglie un sacco di pregiudizi, ti distrugge un sacco di muri che magari ti costruisci, perché questa società ti fa costruire dei muri. Quindi io consiglio a tutti di viaggiare tantissimo. Però gli consigli di tornare. Sì, poi auguro a tutti invece di realizzarsi anche fuori, certo, fare un sacco di esperienza, magari fare anche un sacco di soldi e tornare in Sardegna a viversi comunque la vita vera, perché in Sardegna puoi vivere una vita vera, sincera e sana anche. Fondamentalmente. Dico una cosa banale, cioè noi siamo isolati, quelli in Italia ad esempio, per loro non se ne stanno andando dalla loro patria, cioè si prendono un treno e se ne vanno chissà dove, no? Invece per noi ci sembra proprio di staccarci, di andarcene lontanissimo. È proprio così, devi per forza prendere un mezzo che è un aereo o una nave. Loro in macchina, io quando stavo a Monza la cosa figa era proprio sta cosa che prendevi la macchina, potevo andare a Bologna in 2 ore, in 3 ore a Firenze, in 4 ore a Roma, in Svizzera in 1 ora. E non hai questo trauma dello staccare. E non te ne accorgi proprio, è tutto uguale, cioè arrivi comunque in autostrada, arrivi dove vuoi in 2 ore, qua invece in 2 ore superi malapena Oristano, perché è vero, già, hai capito? Comunque non hai ancora staccato, sei ancora in questa terra. Cioè io credo che comunque, l'ho già detto, lo ripeto volentieri, io non credo, cioè un sardo su 2/3 ha il tatuaggio della Sardegna. Può essere, ok? Sì. Io non credo che uno io non credo che uno dell'Umbria abbia il tatuaggio dell'Umbria. Capisci? Perché devi, cioè, quindi, potente. Guarda. Sì. Capito? Cioè tu è qua, è che ce l'ha qua, è che ce l'ha ovunque. Sì. Però dici, eppure non è che io non me ne sono mai andato. Però non lo so, le devo qualcosa, perché è femmina, quindi certo. le devo qualcosa. Certo. Io
Continuo? Ve la sentite? Vai. Ancora la recitazione? Ah, No, dai. no, zero. Allora, ambasciatore musica reggae. Lo sei stato e lo sarai. Ok. Io ho scoperto che il reggae è la musica del re. Mhm. Giusto? O sto dicendo una cazzata? No, sì. Ok, perfetto. A questo punto parleremo anche ovviamente dei Train to Roots, per carità. Però se ti dovessi chiedere il tuo... Questa domanda secondo me piace anche a te. Che tu sei nenno. Un attimino. Cosa ne pensi del reggaeton? A posto. Allora, il reggaeton... No, aspetta. A me piace pure. Mi piace pure. Ci sono pure andato alle feste reggaeton e ti dico che ho pure mosso il culetto. Ho detto che sei bello. Non è però... una bella scena. Evitabile. La facciamo così. Mandami un video. No, voglio che non esca a me. Se vedo che mi riprendono me ne vado. No, scherzo. No, però alla fine è divertente. A piccole dosi. A piccole dosi. Mezz'ora, 40 minuti. Come si sta salvando? Però secondo me vedi la gente ha una l'esperienza? concezione strana di reggaeton, perché in realtà ha anche diverse sonorità. Ha no? voglia, specialmente Sì. negli ultimi anni. Sì. Sì. Ad esempio quello di Bad Bunny è diverso da quello di 20 anni fa, dai, per non dire 30. Adoro la cumbia, che per dirti non è che sia cumbia è colombiana. non è che sia distantissimo da quella. No, è peruviana? No, colombiana. Colombiana, giusto? Non è che sia distantissimo, magari. No, adesso si sta usando anche la cumbia in Sì. qualche base reggaeton. Sì. È che prima il reggaeton era tutta così. Con quel kick sempre Con uguale. quel kick che poi cambiava, faceva un po' più veloce. Adesso addirittura, non so se lo sapete, è stato inventato il trappeton. Il trappeton. Trap reggaeton. Ma intendi che ha i suoni della trap tipo l'808 Bravissimo, oppure bravissimo. che... Ok. Quello là. Quindi di conseguenza il reggaeton spesso e volentieri è odiato. Però perché c'è la parola reggae nel reggaeton? Questo la verità non lo so. Ma una cosa che mi dà fastidio è che se parli con i giovani, proprio i giovani, se tu gli dici lo conosci il reggae, loro partono il reggaeton. subito al reggaeton. Cioè, questa cosa un po'... Ti stizzisce. Mi fa strano, perché comunque è un genere che ha un mondo immenso, ci sono migliaia e migliaia di artisti, sfumature completamente diverse, ed è fa strano che il giovane sia arrivato reggaeton come reggae. Non so sì. perché il reggaeton... Prima era più popolare il reggae, forse. Porca decisamente. In certo ogni che sì. album, anche il rap, c'era un pezzo reggae. Il reggaeton che in sì. teoria è uscito con Daddy Yankee, con gasolina. Esatto. Come Però- fama, Come fama, ci però sta. in realtà c'è stato un Vico C, che ha creato un qualcosa di più importante di Daddy Yankee, solo che non ha avuto la fortuna di gasolina. Ma è quello di Con Calma o no? Daddy Yankee? No, quella originale di Con Calma di Daddy... Con Calma si era da questa di Daddy Yankee. Sì. Sai che viene da una Sì, antichissima, no? di Informer, di qualcun altro che ha fatto Dottor Informer. Alban. Bravo. Dottor Alban. Sì, e infatti si vede nel videoclip. Esatto. Capito? Quindi Daddy Yankee è uscito con gasolina. Però... Reverendo. Eh? Anche reverendo. Che reverendo. Che bomba. Salutiamolo reverendo che King. ci sta facendo molto ridere No, ancora ad gambissimo, oggi. gambissimo. In questo ambito qua io ti dico che ho scoperto anche che un paio d'anni fa che in un pezzo del nome della tua band, del tuo gruppo Train to Roots, esiste un genere reggae che è roots reggae. Sì, diciamo che è il filone un po' più conscious, Sì? un po' più Sì. su tematiche sociali, religiose, ed è proprio la matrice, diciamo. Ah, ok. Perché nasce tutto da lì, dal roots, Te lo volevo dalle chiedere, radici infatti, sì. del reggae. Quindi se uno sceglie, noi i Trento Roots nascono proprio per diffondere quel tipo di genere, conscious, impegnato politicamente. Ecco perché sapevo che c'era qualcosa che legava. Sì, Potentissimo, sì. grandi. Sì. Ad oggi siete ancora tutti insieme o è cambiato qualcuno nel gruppo? Beh, in 20 anni, perché Sì. ormai la band, la famiglia Trento Roots esiste da 20 anni, sono cambiate tanti personaggi, diciamo. Sì? Sì, siamo partiti, che io sono entrato in Trento Roots che c'era già un cantante, Mhm. quindi è entrato io, siamo diventati 2. Poi dopo un tot di anni volevamo questa cosa un po' più internazionale, siamo diventati 3 cantanti. 3 cantanti in Sì. una band. Sì,
eravamo 9 elementi, anzi forse di più perché a un certo punto avevamo anche 2 coriste. I neri per caso, praticamente eravamo 7 C'erano potenti, tantissimi. un coro eravate. Poi arrivati sino a 5 anni fa, prima della pandemia, sono rimasto solo come cantante, eravamo lì indecisi se continuare a suonare o sì. se abbandonare tutto. Sì. Abbiamo superato la pandemia, ci siamo detti, vabbè, è un genere che non va più di moda. Però ci vogliamo talmente tanto bene, dopo 20 anni siamo rimasti in 5 adesso componenti, sono i fondatori della band, io unico cantante, siamo diventati una famiglia, amici, e quindi abbiamo detto, per gusto anche di vederci e di continuare a diffondere Lasciamo questo tutto messaggio, qua. anche se non è di moda, facciamo Bravo. questa musica senza seguire la moda, Bravo. facciamo ciò che ci piace fare, parliamo di ciò che ci piace, se arriva qualcuno è già una missione compiuta. È quello che avete in comune voi, perché anche tu sei partito senza pensare che potesse andare bene, è quello che ti piaceva fare. E tu un attimino hai pensato quello che pensano i napoletani. Sì, di brutto. Sì, Giusto? sì, minchia, loro sono proprio forti nell'appartenenza, no? Perché tu hai detto, ma scusa, cantano così a Napoli, cantano così in Puglia, nel Salento, perché non lo posso fare io? Non che non l'abbiano fatto altri cantare in sardo, ma proprio sì, fare sì. tutto. A 360 completamente. Hai avuto un po' di paura quando hai iniziato? O non te ne fregava niente? No, Provo. sì, un po' sì, ma ti dirò anche di recente in realtà, anche solo mettermi col gabbano, col cappuccio così basso, cioè possono dire gusto, per non dire il resto. Sì. Gusto, ci sta, vedi? Però mi piace troppo l'immaginario, mi piace proprio rappresentare le cose più nascoste, mi intrippo proprio a... Quindi immagino che a casa con la tua compagna manager produttrice, ok, ti fai le ricerche. No, ce li ho già, ce l'ho in automatico, cioè la notte prima di andare a letto mi leggo le robe, ma Che di figa. passione, capito? E da quando è che è nata questa passione? Ed esempi, perché cioè, già i miei genitori magari mi portavano nei siti archeologici. Ah, ok. Ad esempio un sito che ho sempre visitato è le tombe dei giganti Sconchas, non so se Sì, te le sì, sgambi, certo. a Quartuccio, dove avevamo fatto un video entrambi nello stesso periodo senza saperlo, ad esempio. Dai. Sì. Era successo agli inizi che ci stavamo scrivendo, che esce il suo video, girato lì, e gli dico, cioè, fra 3 giorni esce il mio video girato nello stesso posto. Ovviamente girato Ma da davvero, prima. tutto lì l'hai girato? Non ti si sposta Tosca, allora. Però lo vedi, evidentemente è un bel ricordo di tutto questo. Sì, Ma immagino sì. quindi che sei anche fanatico, e anche tu Simo, dell'Urbex, Sì, certo, io sì. di andare a visitare posti A me abbandonati. mi appassiona, lo facevo da piccolino, Sì, però ok. la verità adesso mi piacerebbe rintraprenderlo, ma non trovo il tempo. Cioè, nel Quando lo senso, trovi il tempo, è un cioè. po' mi ci cago sempre sopra vero. perché non sai mai No, chi allora- trovi. È vero che Credo a queste cose mistiche, robe, Porca chissà cosa puttana. c'è stato là, quindi... Allora, io ho una brutta fama tra gli amici, eccetera, perché io invece ho questa cosa che appena ho un giorno libero, veramente libero, devo trascinare qualcuno da qualche parte in Sardegna, per forza. Ma Anche vedere cose tra archeologia e urbex. davvero? O che siano cascate, Ah. che sia qualsiasi cosa di figo oppure suonare dove si sta bene. Sì. Anche se gli dico, sicuramente 10 minuti di camminata. Quindi, sì, fidati. La Pasquetta più bella che ti sei fatta? Che ti sei fatto? Così dettagliato e balordo perché è quasi sempre Pasquetta quando vado in questi posti. Sì, in effetti sì. Però sono stato in tante cascate, tanti... Guarda, me ne ricordo una a zona Golgo, Baunei, vicino all'inizio di Cala Golorizze. Certo. Ero con degli amici che fanno arrampicata, eravamo in uno di quei posti là, ad esempio, una falesia micidiale. Che vedi, anche questa è una figata. Cioè, se ti dovessi chiedere, e vi dovessi chiedere, i 3 posti più belli che avete visto in Sardegna. Simo. Difficile. Vai, I 3, dai, 3. Tre Posso più chiedertene 5, 3. Ma a Quelli caso, dai. i più belli, diciamo, ci sono posti in cui ci andrei sempre. Ah, bravo, sì. Ok. Dove riporteresti E in tua cui- moglie adesso? Sì, Ok. e che poi porterei anche chiunque arriva in Sardegna. No? Bravo, sì. Allora, un posto in assoluto, secondo me, è il posto di Santa Cristina. Perché ogni volta che vai lì ti rigeneri. Poi a me mi piace entrare anche scalzo, mettere i piedi nell'acqua, Bravo. fare anche tutti i rituali che. Giusto. Poi sicuramente mi è piaciuto tantissimo, non lo conoscevo, ci sono andato l'anno scorso, è il sito di Montessu a Sant'Adi, dove ci sono tipo 36 domus de Janas che percorrono tutto il periodo delle domus, dalle primissime, tipo 6.000 anni fa, con l'ingresso tondo, Sì, sì. a quelle scolpite con cornice, quindi è proprio una possibilità. Poi immerso in mezzo alla natura. Avevo visto un video su questo, spettacolare.
E poi un altro posto che rigenera, sarò scontato, ma ti nomino Vai. una località di mare. Una spiaggia? Sì, Vicino a dove? Oristano. Dopo ci comprendi. Vabbè, quella dove c'è il coso gigante. No, c'è la spiaggia Vai, col dai. quarzo bianco Eh. e io adoro Maria Ermi. Sì, adoro dai, quella- spettacolo. Sì, Ma sono sai che io ho un tutti i posti che aneddoto- ti rigenerano. Ho un aneddoto balordissimo su Mariermi. Sì? Praticamente abbiamo fatto con mia moglie il giro di tutta la Sardegna e con le spiagge più belle, insomma, che ci venivano in mente. Andiamo a cercare Mariermi. Entriamo, cartello Mariermi. È presente che Mariermi c'è quella cunetta Sì, e non lo vedi? sì, sì. No, ci credo. No, non dimmi che hai pensato Te lo che- giuro. Abbiamo detto non è qua, andiamo via. Incazzati, siamo finiti, poi abbiamo iniziato a camminare e abbiamo finito a Marivintau giù. Ti una passare. Basta, torniamo a Manco casa. Sarutas. No. Così. Allucinante. Eppure tutta quella zona, la penisola del No, c'erano i Sinis, cartelli, però non c'erano macchine perché siamo arrivati presto. Non sono sceso dalla macchina per vedere che cosa ci fosse oltre quella cunetta. E quindi ho detto, oh, non c'è niente. Ci sarà il cartello, ma chissà dov'è. Madonna. Capito? Magari c'è da parcheggiare qua e camminare un sacco. Abbiamo preso, siamo due deficienti. Prima di Vabbè, dirti i però hai miei posti, recuperato. mo mi hai fatto venire la curiosità. Spiagge preferite? Mia? Eia. Per me- Dai, due per non dirne uno. No, allora ce ne sono nuove. È Tu difficile, e Redda, eh. ragazzi, Ciao. tu e Redda non è gente ultimamente. è pieno di sardi. Minchia, non c'è, non fa Dipende più. dall'orario, Nenno, devi zeccare, non devi svegliarti presto, ma devi insertare sole. Bravo. Capito? È quello. Tu e Redda è belli, tu e Redda, ragazzi, cioè tu quando fai la parte così, e Sì, poi quelle te- curvate prima di Ah, arrivare. spettacolare. cioè tu e Redda, e poi ce ne sono un paio che quasi ho paura di dire, perché poi le trovo piene. Capito? Io la mia non posso dire. Vedi, lo È vedi? una caletta nascosta. È una sì, caletta sì, sì. nascosta. A Cagliari? Zona Muravera. Zona no, allora no. È anche difficile per arrivarci un attimo, però come arrivi questa caletta piccolina con l'acqua fantastica. Quindi stiamo parlando di spiagge ufficialmente. Quindi Ora sì. ti chiedo se conosci la spiaggetta dello Scoglio a Sant'Elia. Oh, ragazzi, Ma c'è... zona via Schiavazzi a che altezza? dove c'è il borgo Sant'Elia? Ok. Il ristorante Lo Scoglio dove uno spaghetto ti costa 7.000 euro. Ok. Ok. Se tu continui quella strada c'è una spiaggetta dove non ci sono servizi, non c'è niente, è bellissimo e di fronte c'è uno scoglio e prende il nome da lì. Poco prima di arrivare a Marina Piccola da dietro. Mai visto. No, ragazzi, è Sono spettacolare. andato in canoa. Sì, per forza l'hai visto in canoa. certo, Sono andato poi in canoa, Che si bella. passa da lì dietro, da Calafighere e tutto. C'è una spiaggetta? Ma l'ho visto gente spulli in canoa. No, ancora non lo so. No, lì in quella spiaggetta no. Ok. Si usava a Calafighere prima. No, magari ci vado vestito e mi dicono cosa, capito? Investimento. però no. Le altre avrei veramente l'imbarazzo. Allora, togliamo, perché è fuori classifica, tutto il Golfo di Rosei. Sì. Lo togliamo perché è fuori Troppo classifica. facile. No, è fuori classifica. Però Non c'è son belle, forti, Sì, eh. sì, appunto perché sono troppo belle. Quindi quelle sono una cosa a parte. Non c'è Costa Smeralda che tenga. Golfo di Ma Rosei. non la pensano tutti così, Per me sì. perché è difficile da arrivarci è difficile. Per quello è ancora così bello. Capito? E poi per vederti devi fare cioè è proprio un'esperienza. Ti Sì. prendi Vabbè, la o ti affitti il barchetta, classico esatto, gommoncino. il gommone. Cioè, io ci ho dormito, non si può dire, ma io ci ho anche dormito Sì. troppo bene. È talmente bello che bisogna dirlo. Quello, è troppo. Infatti, io toglierei quello dalla classifica perché per me le piscine di Venere, tutta la classica. Cioè, L'acqua di quel colore. l'acqua, sì, di questo colore. Vabbè, poi c'è la cipolla bellissima, insomma, quella parte lì, poi ce ne sono tante. Tante, però però. una di cui veramente vado orgoglioso è che a 2 passi da Cagliari è Genne e Mari. Ah, zona Torre delle Stelle. Bravissimo. Giusto. No, ragazzi, è spettacolare. Laghi su Google Maps della Sardegna. Vabbè, perché viaggi tu, lo sappiamo. È coperta dal maestrale. Detta a nessuno. Cioè, a volte ti posso dire anche che una delle più belle spiagge è Calamosca. Sì, dipende, Aspetta. certo, è bellino. Ah, sì, beh, ci sta. Capito? Ho fatto bottiglione lì. Ci sta, no, è bellissimo. Quindi alla fine i 3 posti tuoi sono. Ah, i miei Sì. ufficialmente, iniziamo. Sì. Dai, diciamo per il cuore il sito che ho detto prima. Ok. Dici che ci porterei qualcuno? Beh, in ci avrei generale portato così? qualcuno. Là sempre, anche compleanno, Pasquette, Eh. vedi? Ricordi di Ferragosto e di Pasquetta belli da piccolo ce li ho tutti lì, con famiglia, Lo vedi in 1000 perché ti sei persone. secondo me era quello.
Cioè, prima o poi hai visto che ci siamo arrivati, il perché ti ha appassionato? Perché hai dei ricordi bellissimi. Ma a me piace troppo il modo di vivere che abbiamo in Sardegna. Simo, tu Pasquetta da piccolo dove lo facevi? Sempre in zona mia perché abbiamo Sì? 2 fiumi, Sì. Ah, ok, quindi ci campagna. Vedi, io ad esempio andavo a Santa Lucia, Ok. dove c'è il fiume e tutto, cioè, era bellissimo, andavamo sempre là con le canadesi in acetato Ciao. verde. Tutte scaccolate. Talasti, ma Tutte scaccolate. Certo. Sì, tutte scaccolate, ovviamente. Erano di quel tessuto che se tu accendi una scintilla prendi fuoco. Sì. Quei colori improponibili. Tutto arancione, Sì, tutto fosforescente. Esatto, quindi ci portavano là. La tua terza? Già due ne ho Due dette. ne hai detto, sì. Il posto è? Ti direi qualche cascata, ce ne sono tante. Una dove andavo è sempre una che c'è lì, che è San Pietro Paradiso, e sono andato veramente 1000 Ne volte. sa il bro, ne sa. C'è ne una sa. cascata a fianco alle tombe dei giganti Sconcias, che mo' è diventata mezzo commerciale pure. Ci sono tante cascate. sì, è vero. Eia. È vero, ho visto molto instagrammabile. Mettiamola così. Sì. Tante cascate comunque, mi piace proprio. Ne ho visto alcune che sono veramente difficili da raggiungere. Quindi nel prossimo video ci stai dicendo che ci sarà comunque il Allora, mare. ne ho già ho messo sta spendula in saderra mia. Il tipo. mare. Ah, il mare. Eh. L'ho messo in Faulas, che è l'ultimo singolo con il nuovo Sonos, questi ragazzi barbariccini che hanno fatto tutti i cori sardi nel pezzo, un pezzo molto sentimentale per la Sardegna, no? E c'è un po' di Villa Simius e un po' di Smortorius. E t'avvai. La spiaggettina lì? Sì, Che bello, bravi. Ci sono tutti gli scogli Bravi. belli. Beh, vedi, là è una bomba. Quanto ti infoga a te sentire cose così? A me è di brutto. È vero, Sì, cioè, sì. è una bomba. Anche perché poi conosci, poi se segui certo, certo. Che bello che fa. Dov'è? Fai vedere se l'hanno messa nelle descrizioni. Andiamo. Là dove hai girato tu il video ho fatto il servizio fotografico pre-matrimoniale. Ah, Classico. Capito? Spiaggettina, eravamo vestiti di bianco, tutti Come vestiti si di bianco. chiama? Quella Baia Azzurra. Vabbè, ragazzi, adesso siamo qua tipo vecchietti. Ma ti ricordo pagando 60 euro? C'è una pedana in lì. No, dai, non posso spoilerare troppo. Perché però. vedi che sei come me allora. Io sono di zona più Sì, o meno sì, lì sì. e andiamo a fare serate con gli amici. Sì. Puliamo sempre tutto, anzi pulite quando andate a fare dov'è la telecamera? Ne hai Pulite tre, quando andate a fare quando andate a fare serata pulite, non lasciate bottiglie di birra, sigarette e tutto. Trattiamo bene la Sardegna, momento Bravo. serio, Spam, scherzi ci a sta. parte. No, ci sta, vedi, una cosa giusta sempre da sottolineare, anche se è Io abbastanza... faccio il rompipalle, Lo mi devi arrabbio con queste fare, robe. lo devi fare, perché a casa tua sei costretto a fare una cosa del genere. Dai, io a volte c'è il cestino lì, buttano la sigaretta in terra. La sclera. Che segno sei? Pesci. E tu Simo? pesci. Ah, hai visto? Cioè, non lo scienno. Pesci, ascendente pesci. Hai visto, un attimo. Praticamente io oggi ho ospitato un acquario. Esatto. Che non sono io. Potente se fossi stato acquario. Sì. Capito? Era fighissimo. Sei? Vergine. Ah, ok, Sì, ma settembre. ancora? Sì, ovviamente. Siamo sposati, poi abbiamo detto rimaniamo come siamo. Ci sta. Capito? Vedi, io sono 19 anni con mia moglie. Ancora Prima fidanzata e poi... State resistendo. E ancora mi sopporta, valordissimo. abbiamo tutte le varie tappe, 10, 20, Sì, 30. esatto, hai visto? E poi ci chiamano... Vado, perché Vai. qualcosa ce l'ho. Vabbè, una cosa che ti volevo chiedere io a te, Simo, è... che cozzalone? Mm? Ok. Che cozzalone? Posto fisso? Come ci si sente a lasciare il posto fisso? Perché? Perché te lo sto dicendo? Perché tu lì a Monza eri a posto. Sì, è vero. Tu a Monza eri a posto. Sì. Ok, tu avevi il tuo lavoro. Si è sciolta la band e dici, asco, ci ho provato, non sono riuscito. Sto qua, ho la mia famiglia. E invece poi hai detto, fai un benedetto o maledetto che sia live qua, dicono vieni con noi, vieni con noi, vieni con noi. Alla fine quasi tua moglie ti ha detto, oh, a mollare Inci. Sì. Io la verità ero un po' preso male ovviamente perché dopo anche il secondo progetto in Lombardia che andò male, avevo il contratto a tempo indeterminato, anche la mia compagna aveva... Dov'è che lavoravi? In una grossa compagnia, non faccio il nome, però una grossa compagnia che gestisce tutte le linee telefoniche Ah, d'Italia. ok, chiaro, sì, perfetto.
Ok, però non stavo benissimo, comunque è un lavoro molto stressante, perché lì, al contrario di tutti gli altri servizi che avevo fatto, decisi di farmi assumere da questa compagnia, ma lì il risultato fu che mi chiamavano tutti, sì, non vedevo niente, ma tutti ti chiamavano per le bollette troppo alte. Era appena chiaro, arrivata la DSL, certo. quindi attivavano a tutti la DSL, mandavano a tutti questi telefoni che costavano l'ira di Dio e magari nel centro commerciale costava 3 volte in meno. Sì. E quindi era quello che faceva punire sempre la mia squadra, perché io non imbrogliavo nessuno. Addirittura scoprì che molti dei miei amici, perché poi al periodo io mi ricordo tutti i numeri di telefono a memoria, perché non essendoci il cellulare, anche tu immagini, vero, quel periodo anch'io. sapevi il numero di casa di Quello tutti, di no? casa, certo. Quindi per curiosità e a tempo perso controllavo i numeri di casa dei miei amici, dei parenti, e mi accorgevo che molti di noi pagavano ancora la suoneria a rotellina della SIP, no? Si pagava 62 centesimi in bolletta, quindi 30 centesimi al mese, per avere quella suoneria che non aveva più nessuno, solo perché per girare, no? Per poterti suonare il telefono. Io non lo Sto sapevo. sentendo giovane, non so cosa sia. Quei pallone. telefoni dove sollevi la cornetta. Per fare il numero devi mettere il dito nel numero, girare, portare alla fine Esatto. corsa, Ok. un altro numero. È presente? Ok. Prima in questi telefoni c'era una suoneria. Esatto. Ok. Nei nuovi, in quelli della SIP, che comunque erano quelli celestini e bianchi, Sì, sì. non c'era la suoneria classica. E invece loro... Però tu continuavi a pagarla perché era l'utente che doveva chiederti di eliminarlo, non potevi eliminarlo tu che ci lavoravi, ma chi lo sapeva? Non lo sapevo manco io, lo pagavo anch'io in famiglia. Una volta che ho scoperto tutto, ho guardato il primo numero di telefono, quello di casa, e pagavamo questa suoneria, che non è niente. Dici, vabbè, 62 centesimi, ma fallo per 40 anni. per quanti E utenti? perché lo devo pagare? E per quanti utenti? Per milioni e milioni di utenti, perché prima ce l'avevano tutti il telefono. Quindi io facevo sta cosa, ovviamente mi sgamavano perché mi sentivo parlare. Sì, no, ma glielo posso annullare? Mi guardavo, ma non lo puoi dire? Ma dai, un imbroglio. E quindi... Quindi comunque ci soffrivo, comunque non è che fossi felice, nonostante Certo. avessi contratto a tempo indeterminato, e lì la mia compagna mi disse, io volevo abbandonare il canto, perché ormai mi sentivo abbastanza, ci avevo provato, nel senso che se mi arrendevo non è che facevo la vita pentendo a casa, e se ci avessi provato, ci ho provato. Ho provato. Quindi sai che c'è? Ho la mia compagnia qui in Brianza, avevo i miei amici, la mia compagna, stavamo bene. Si è fatta anche la nostra cricchetta, Ah, insomma. sì, dopo 6 anni, figurati, sono sempre certo. stato uno molto Sì. aperto, quindi figurati, mi piaceva girare anche la Brianza, volevo conoscere non solo Milano, ma la Brianza. E lui mi disse, ma provaci, scusa, male che va, ti fai un po' di amici nuovi a Sassari. Sì. Ti fai questo viaggio, li conosci e vedi come va. Da lì è nata questa cosa, questa amicizia anche con questi di Sassari. Da lì a un certo punto, siccome stava diventando troppi viaggi, sali e scendi, ho detto, sai che c'è? La mia compagna voleva rientrare dal primo giorno, dal giorno zero che siamo andati là, quindi non ci ha messo niente a convincere, ma ci licenziamo e torniamo in Sardegna. Incrociamo le lasciato dita il e vediamo posto come fisso. va. Esatto, lasci il posto fisso. Come ti senti? La tua domanda è come ti senti? Libero. Libero, vero? Sì, Che libero, figo. libero. Libero e anche responsabile, perché comunque da lì in poi ti devi dare da fare. Ti motiva comunque. Ti motiva, ti devi dare da fare, non ti devi buttare giù, ma anzi devi dimostrare soprattutto a parenti, suoceri, che comunque c'era una bella responsabilità avere una compagna insieme a me lì. Quindi se non fosse stato per la tua compagna, ad oggi non saresti mai tornato. Sicuramente per tanti motivi, però lei è stata quella che magari mi ha spronato perché era il più a contatto con me, non avevo la famiglia a fianco, non certo. avevo mio fratello, non avevo gli amici veri, quindi Serraman era lontanissimo. Saramana era lontanissima, sì, diciamo che lì è stata una bella spinta per un'autoconvinzione di riprovarci. Vedi? È una bomba comunque questa cosa da Minchia. sentire. Sì. Io non ho praticamente mai parlato di religione nel mio podcast. Me ne vuoi parlare tu? Allora, di religione non sono bravo, però credo molto nel mistico e ho sempre creduto sin da ragazzino. Ma ti svelo una cosa che non ho mai detto a nessuno. bello, vai. I miei genitori non mi facevano mai fare né comunione né cresima da bimbo. E su questo ci soffrivo perché vedevo che tutti, quando arrivava quel momento, gli riempivano di regali, no? E i miei, ti giuro, che sono stati sempre super ecclesiastici. Babbo tuttora va e fa il presepe in chiesa, va tutti i giorni. Cioè, proprio persone di chiesa. E non riuscivo mai a capire sta cosa. E mi dissero sempre, a 18 anni scegli tu, a 18 anni scegli tu. Ma io non lo accettavo da bambino, però col passare degli anni, cioè, sono veramente felicissimo che mi abbiano fatto fare sta cosa, no? A 18 anni hai scelto tu. E quindi ho sempre creduto nel mistico, che ci fosse un qualcosa al di là delle nostre possibilità, delle energie che si potevano smuovere. Mi ha sempre appassionato la meditazione, non so, anche le cose un po' più sul lato scuro, cioè proprio il mistico in generale mi è sempre piaciuto, Sono curioso e il su misterioso. A un certo punto della mia vita ho conosciuto il filone del buddismo.
che ho sempre cercato di smontare all'inizio, perché sono sempre Scettico? stato molto ateo. Ah, ok. E anche bestemmiatore. Ok, oltretutto. Da giovane, gran compagno. Gran compagno. E bestemmiatore. Quindi ho sempre cercato di smontare questa felicità di tutti quelli che incontravo strada facendo. Prima lo dicevo incontravo casualmente, ma poi niente, avviene a caso. E quindi studiavo e leggevo le cose che mi consigliavano per trovare i difetti, perché secondo me una religione perfetta non esistevano. E quindi man mano ho capito che il buddismo fondamentalmente è una sorta, non è proprio una religione, ma è una psicologia. Cioè Sei tu il tuo Dio. è un percorso, diciamo, una filosofia, diciamo, che aiuta tutte le persone a far uscire il meglio che abbiamo dentro. E a furia di sperimentare, non ho mai trovato la verità un difetto, e quindi l'ho abbracciata nel periodo più brutto della mia vita. Che qual è stato, Simo? Io sono stato anche presidente di un'associazione che organizzava festival grossi. A un certo punto della mia vita il festival non andò bene, quindi rimasi con un bel debito sul groppone, nel periodo in cui con la mia compagna, una volta trasferiti qui, eravamo lì in procinto di chiedere mutuo. Ok. Con la band, con i Trent Roots, era un periodo un po' di maretta, perché era in quel periodo in cui uno dei cantanti se ne stava per andare, l'altro non si sapeva bene cosa voleva fare, non sapevamo più da che parte sbatterci. Chi ci seguiva a livello manageriale aveva un po' rovinato il giocattolo. E quindi ero al bivio, avevo sto debito enorme, che superava 10.000 euro, per uno che non aveva un lavoro, Certo, sì. era pauroso. Sì. Con la mia compagna non riuscivamo a trovare la casa, con la band non stava andando bene, quindi ero un bivio. Psicologo, psichiatra, o me ne arrivavo dalla Sardegna. Però in più negli anni avevo conosciuto questa cosa del buddismo, che avevo visto che comunque funzionava con tutti i miei studi da ragazzo, vedevo che comunque anche la legge dell'attrazione funzionava, tutte queste cose, smuovere le energie. E quindi ho detto, sai che c'è? Anziché andare da uno psicologo o uno psichiatra, mi ci lancio a capofitto su questa cosa e lo faccio seriamente, quotidianamente, come mi dicono gli insegnamenti. E da lì in poi, per fortuna, ho conosciuto questa cosa, l'ho presa seriamente. Dopo, nel 2014, ho preso la decisione di diventarlo effettivamente, quindi di prendere il mio oggetto di culto. E lavoro tuttora quotidianamente per migliorarmi e per cercare di migliorare l'ambiente che mi circonda, perché poi pratico per tutti quelli che conosco, che incontro strada facendo, quelli che percepisco che hanno bisogno di energia positiva. Che bello. Sono uno che cerca di tirare sempre sul morale a tutti, di togliere il sorriso, non lo nego a nessuno. Vedi che dicevo che era una bella persona. Avevo ragione, sì o no? Sì, ma anche Certo. perché il buddismo mi ha insegnato che comunque anche se tu sei felice, è inutile che tu sei felice e sei circondato da persone magari tristi e negative. Sì, Quindi sì, è molto importante invece tirare certo, su, bravo. soprattutto alle persone che tu vuoi bene, le Certo. persone che hai scelto in questa vita che ti circondano, no? Sono E quindi ho d'accordo. intrapreso questo percorso, e l'unica cosa che ti posso raccontare del religioso è questo, che io mi sono affidato e ringrazio ancora chi me l'ha fatto conoscere, ringrazio me stesso che ho avuto il coraggio di affrontare questa cosa, perché comunque non è facile. No, quello no, infatti, anzi, ti vedo abbastanza provato anche raccontandolo, quindi grazie Sì, per no, mi avermelo emoziona raccontato. sempre, perché ho provato tantissime cose, tantissime prove concrete che mi hanno dato veramente la possibilità di credere in questo percorso. Che figata. E Bello switch. Sì, uno switch molto potente, ma soprattutto, avete qualcosa da spoilerarmi voi due? Sì. Che Sì, si sì. può spoilerare, insomma. Sì, possiamo spoilerarti che è da un bel po' di mesi che stiamo lavorando a questo nuovo progetto, al quale... Tu te l'aspettavi, no? No, No? me l'ha chiesto un giorno, era a casa, stavamo registrando Dushiu, mi pare, Epa! a casa mia. Sì. All'improvviso, dopo pranzo, Si parlava se di non un po' di sbaglio. questa cosa, dei nostri sogni. Lui aveva questo sogno di fare Cosa volevi fare? Qual era il tuo sogno prima di oggi? In generale così, no vabbè, sì, fare musica e fare in modo che o diventasse il mio lavoro, o almeno di essere ascoltato, no? Per dire delle cose, essere ascoltato. Però insomma l'arte in generale mi è sempre piaciuta, quindi anche fare quello che poi stiamo per Dai, spoilerare. ditecelo, dai. Voleva fare dei podcast, interessante. dei format, Ah, sarebbe ok. bello, aveva un sacco di idee. Ok. E a me in quel periodo è capitato che fui contattato dalla Rai perché volevano affidarmi un progetto, se me la sentivo, di inventarmi un qualcosa di musicale e culturale. E quindi la prima persona, appena avuto la conferma che tutto questo fosse vero, Che non era una email sì, fake. anche perché abbiamo avuto anche pochissimo tempo poi per realizzarlo. Mi parlarono a inizio novembre, io con i Trent Roots dovevo partire in Venezuela, poi siamo partiti in Venezuela in quel periodo, quindi e dentro il 10 gennaio avrei dovuto consegnare tutto, quindi crearmi l'idea, creare la squadra. Quindi è già girato. Abbiamo già girato tutto, esatto, andrà in onda Quando? a giugno, A giugno. quindi a brevissimo. Sì.
Sarà un format musicale, culturale, itinerante. Ecco, nel senso che anziché... grande paraculata. Esatto. Maledetti. Chi doveva farlo se non noi? Che capo. Ovviamente tutto in sardo. A scrocco. A scrocco perché Dagli altri. abbiamo scelto Sì, di sì, non sì. affittare uno studio, Bravi, ma di così mettere si benzina e andare in giro per la Sardegna. a Anche far- la benzina avete pagato, proprio. Siete una vergogna. Io non avevo pagato neanche quella. Bellissimo. C'era il rimborso, no? Ah, Non è c'era che il c'è, rimborso, l'abbiamo messo in bravo. conto. Però cioè, tu ti sei ritrovato. Abbiamo mangiato bene. Sì, comunque. abbiamo Guarda, mangiato dov'è? bene. Formaggio a manetta. In tutte le parti della Sardegna, lo Che fanno buonissimo figa. ovunque, anche la Bello. salsiccia la fanno buonissimo ovunque. Dai, No, ma- specialmente quando è gratis. No, ma al di là cioè. di questo siamo andati a casa delle persone, Sì. degli artisti che Non possiamo dire conoscevamo. gli artisti? No, l'artisti non lo diciamo ancora perché dovete guardarlo. Ovviamente. È anche abbastanza divertente, sono successe Dai, tante cose. Sì, certo. che figo. C'è Sì. serietà, ma anche molto divertente. Bei posti, Bei poi. posti. Dai, no, E ovviamente noi chiedevamo con la scusa, siccome non abbiamo lo studio, pensavamo di Esatto. andiamo proprio noi a casa tua. dai, vi a fare preparo l'intervista. qualcosa. E poi tu, esatto! alla seconda chiamata, ma non è che c'è la possibilità di un posto lì vicino per mangiare, sai l'ospitalità? Certo. No, ma sai mangiate a casa. No, cazzo. dai, non vogliamo disturbare. Ma formaggio No, ce n'è. Certo, Un giorno era a casa, stavamo registrando Duscivo e mi fa: Frati, ma lo vuoi fare un programma TV? Cioè, me lo chiedi, certo, subito. Cioè, e quindi così. abbiamo creato il format. Un po' andiamo in giro a intervistare artisti. Quindi dov'è il artisti. posto più lontano in cui siete andati, senza dire da chi? Siamo andati, vabbè, Sassari, forse lontano a livello Da qua. di minuti. Ah, di minuti. Sì, perché poi arrivare a Bitti, Ah, beh, certo. Gavoi, Ah, Nulvi, è vero. Sassari. In effetti sì. È Questi. uscito un bel prodotto? Sì, Siete sì, sono contenti? tutti contentissimi. Oh, prima sì. esperienza, comunque. Cioè, per me. E Per me, prima esperienza. se da vogliamo conduttore. smarchettarlo un po', siete andati a fare un'intervista? Intervista, ovviamente gli artisti si esibiscono pure perché essendo Ok, musicale abbiamo certo. scelto anche di dare più spazio forse alla musica che all'intervista, Ok, per non essere anche molto simili a tutti gli altri che esistono. vedi, E bravo. quindi diamo la possibilità anche di esibirsi, quindi ci sono dei video molto carini, montati come si montano adesso i video, abbastanza... Fighi? Sì, sì, sì. Come i suoi film praticamente. Non al livello dei suoi Però- video, però sì, comunque una roba anziché immagine fissa, comunque molto movimentata. Beh, se io devo pensare a un video che ha girato lui, mi metto a ridere perché praticamente... In macchina. Ma No, che è no. in macchina? Questo Folgorato, tu non me l'hai mai raccontato, ma io lo so, ha praticamente raccimolato, ha raggruppato un sacco di persone che non si conosceva, Fantastico. buttate dentro, cos'era, una casa, un localino, cos'era? Un bar? Sì, La anche, cantina sì. di un amico, cos'era? Sì. E hanno fatto il video di... che canzone era? Ma tu parli di Positive Sì. Massive Army? Aspetta, ti dico come facevo. Dimmi come faceva. Positive Massive Army, pieno di gente colorata, giocolieri. No, non no, quello. era dove tu poi alla fine scappi correndo. Che chiedi al DJ di mettere Believe Me, Believe insieme Me, a bravo, Quadio, sì, insieme sì. a Quadio. E anche lì era aggruppato come c'era. Sì, sì. Quelle erano tutte comparse. Tutte comparse, sì, vedi? sì, che arrivavano un po' da tutta la Sardegna. Capito? Cioè lui ha fatto una cosa che adesso fanno normalmente. Sì, ma sì. lui quanti anni fa l'hai fatto? Più di 10 anni fa, Capito? forse 13 anni fa. Ragazzi, dovete venire, io farò questo video musicale. Chi voglia, chi Sì, vuole. c'era un prestigiatore. C'era vestito- uno con la maglietta di Cossu. Sì, perché ognuno Uno vestito gente da arbitro. particolare. Siccome doveva essere un sogno praticamente, quindi ho invitato tutti a vestitemi come volete, anzi più strani siete meglio è, quindi si presentarono persone, Esatto. uno vestito da arbitro, A un certo uno punto da... uno si gira e ammonisce Cossu. io, per dirti. che era vestito da arbitro, ho detto, no raga, tu lo devi ammonire. Cioè, immagina la testa del suo. Che poi a fine video va e chiede al DJ che c'era: scusa, ma ci metti per caso questa canzone di Bujuman? Si gira il DJ e fa: chi? Quindi no, spettacolare. Beh, ti Sì, spazia, sì, sai. sì. Quindi spoilerino l'abbiamo dato. Ce n'è un altro. Che se te la senti lo puoi dare. Sì, sì, non più sola. Il 28/4, fra un paio di giorni, esce il mio nuovo EP, 6 tracce. Si chiama Susanori EP ed è un mix di banger, sempre con strumenti sardi e pezzi mezzo tradizionali. Oppala. Ho remixato Trallallera e Nanne Dumeo. Hai remixato tra. Quanta Cioè, responsabilità rifate. c'è? Molto. Immagino. Eh. Io feci in musica reggae, Sì, la sì. poesia di Non poter riposare. È stata veramente ponderatissima come scelta. Sì, sì. Infatti Esatto. avevo una paura immane, perché comunque una pietra miliare toccarla era... Sì, sì. È uscito bene? È questo il rispetto che ci vuole, infatti. Bravo. Sì, allora, ho fatto tipo Trallallera che con questo
giovane cantatori, Gigi Zunchedu di Burcei, e comunque, capito, mi sono appoggiato a lui e a Matteo Muscas, Sì. che comunque sono due persone Che che non hanno vedo la l'ora loro di sentirla, te lo giuro. Deve essere bellissimo. È trap, Vero? anzi lo chiamano Trap Lallera. massiccio. E racconto di uno spuntino, uno dei tanti, Chiaro. proprio la descrizione Bomba. è quella, parlo anche del Summaku de Sabida che Certo, balla c'è anche. sempre, chiaro. Quindi sono 6 canzoni nuove e ci saranno 6 video nuovi? Qualcuno al visuale, tipo Ah, ok. Trap Lallera avrà il video perché riproduciamo merita. lo spuntino che abbiamo anche fatto da poco, tipo. Che bomba. C'è Nanne Dumeu che è con Bandito, Dai. che è una bomba, mi piace Quindi ci sono troppo. anche delle collaborazioni dentro. Bomba. Sì, Dai, son c'è contento. DJ Sputo. Oppala, Yes. leggero. A proposito di DJ Sputo, persone che ci sono nella scena, figa, nel mondo da un bel po', vi posso chiedere se ascoltavate i Sarrazza? Allora sì, però io per età anagrafica l'ho scoperto in ritardo, Ah. ma ovviamente è certo. Se vi ha infogato un attimino nel fare quello che avete fatto? Io ero del periodo. Non ti nego che in Saia è stato il pezzo che mi ha spinto a iniziare a scrivere in rima in sardo. Me la ricordo pure ancora. Cioè, No, vabbè, come facciamo penso a che mi dimenticarcelo? ricordo ancora un po' il testo. Cioè, Vabbè. per dirti io mi Ascoltami ricordo... bene, ascolta essa voce mia, ti sei questionando dessa ruga, dessa ia, questa realtà di non è certo colpa mia, una roba Beh, spettacolo. Per quello io lo sapevo più o meno. Ok. Ok. Però se noi ci mettiamo a pensare alla presa della Bastiglia non ci ricordiamo né date né niente. Se dobbiamo pensare a Doubt Me dei Sì, Sarrazza che la ridere. sappiamo tutta a memoria. Sì. Che Spettacolo ridere. era quella canzone, ragazzi. Fatta Cioè, bene poi. non ne abbiamo fretta. Non posso dirlo il continuo. Non possiamo dirlo, però cioè io adesso l'ascolto e penso un po' quanto sono magici, un po' magici come lo è stato Horus, Certo. perché Horus aveva e ha un modo di mettere giù in metrica cose che somigliavano realmente alle canzoni reggaeton vere, Sì, capito? Sì. Lei rifà molto simili, con la voce Ragazzi, simile, quello è fa talento, è spaccare. allucinante, quindi Vedi, io boh. mi divertivo molto tutto quel periodo, soprattutto dello show che abbiamo fatto molti live assieme, ecco, tornando al discorso di Esatto. prima. Cioè, a me faceva proprio ridere fare, perché anch'io ho fatto dei pezzi con lui, anche in quello stile, qualche parodia Pomodenai. Sì, sì. Cioè, fa ridere, capito? Ti riascolti e ridi. Ridi, basta, bravo, cavolo. esatto. Ma poi ridicendo le cose, immedesimandoti nel gaggio e dicendo quelle frasi, un po' tipo quel video che conosciamo vecchi che fanno ridere, no? Di Scallonara? Sì. Certo, assolutamente, siamo cresciuti, abbiamo un vocabolario con loro. Cioè. Ragazzi, io non posso fare altro che ringraziarvi per essere stati un'oretta qua con me. Ma grazie a te. Da raccontare c'è Grazie a anche te. altro, però il supporto c'è sempre da parte di tutti i sardi per tutto quello che state facendo per quest'isola. Tu quello che hai sempre fatto, tu quello che stai facendo adesso. E comunque non da ieri, se proprio stiamo parlando di adesso, non è un paio di mesi che stai cercando di fare questo, sei già sul pezzo già da un po' e credo che siamo fortunati ad avere uno come te che fa questo, Grazie. perché sei l'unico. Ci vuole tanto impegno. Ci vuole tanto E impegno determinazione. e determinazione, ma soprattutto la cosa che ti può ovviamente insegnare anche Simo è la costanza. Sì. Quella, King ragazzi, di questa roba, incredibile. bisogna sposarsi con una signora che si chiama Costanza. mentalmente, No, è vero. perché ovviamente il cuore ce l'abbiamo già occupato per altri. Vi ringrazio Grazie a te. per essere stati a Di Tutto un Podcast. Qualsiasi cosa ci sono. Chiamo anche alle 3, Chiamami 4, alle quando- 3 che sicuramente ti rispondo e ti frastimo. Ragazzi, Di Tutto un Podcast è finito qua. Oggi abbiamo avuto 2 esponenti della Sardegna che la comunicano tutto il giorno. Io non posso fare altro che mandarvi un abbraccio gigantesco e salutarvi. Non paccatemi la prossima puntata perché altrimenti ci resto male. Ciao belli, ciao Simo. Bella. Ciao, Nel. Ciao Fradi. Siete bellissimi. Grazie, alla prossima. Ciao Picciò.